Allora, Dante, l'esilio e l'ispirazione in terra veneta. Abbiamo il piacere di presentare una produzione di Sky Art, Indigo Stories per Sky Art, girato interamente in Veneto. Do il benvenuto in primis alla Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, Francesca Scatto, che è venuta per dare un saluto della Commissione e del Consiglio, Elisa Cavinato, consigliera regionale del Veneto, e al regista Sebastiano Facco e Maria Romana Casiraghi, editorial manager di Sky Art. Allora, passerei subito la parola alla Presidente Scatto, che poi deve liberarsi per un impegno, e poi vedremo un video introduttivo. Grazie. Grazie. Grazie al dottor Chessa per l'invito e anche a Sky per l'opportunità di vedere comunque menzionata un evento di portata, direi, proprio internazionale, visto che ricorrono quest'anno i 700 anni dalla morte del sommo poeta, e quindi dare anche risalto al fatto che lui abbia comunque visitato luoghi della nostra amata regione come Treviso, come Padova, Verona. Quindi è per noi un motivo veramente ulteriore di orgoglio. Poi mi permetto anche di fare un'ulteriore osservazione e non da ultimo e non a caso mi pare che alcune scene siano state girate nella Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, dove appunto sono esistenti i mosaici che raffigurano il giudizio universale. Quindi sembra, e forse ci sono anche proprio degli effettivi fondamenti in questo, che Dante abbia preso spunto per scrivere la Divina Commedia proprio da questi mosaici. Questi mosaici che appunto raffigurano il bene, il male, l'inferno, il paradiso per l'appunto. E non a caso noi, fatalità, ci troviamo oggi a ricordare in un periodo non certo facile per tutti, un periodo della pandemia che ha messo a dura prova tutte le nostre famiglie, tutti i nostri conoscenti più o meno e le persone a noi care, e mi viene da dire l'inizio dell'inferno dantesco, la Valle Oscura, un periodo brutto, periodi brutti che possono capitare anche nella vita di ognuno di noi, a prescindere dalle pandemie che si sono susseguite comunque nei secoli. E quindi questa selva oscura che però fa vedere una luce alla fine, perché poi uscimmo a rivedere le stelle, recita il sommo poeta. Quindi vorrei dire anche un'occasione di speranza, un'occasione per sentirci comunque tutti uniti. Questo dà l'attualità e la contemporaneità dell'opera dantesca. E l'ultima cosa, poi vi lascio, il fatto che nella Divina Commedia ci sia la figura della guida, Virgilio, che comunque conduce Dante, ma potrebbe essere ognuno di noi verso la luce, ci fa anche pensare che forse dobbiamo imparare comunque a stare di nuovo con noi stessi e con gli altri in un modo rinnovato. Grazie. Grazie. Grazie Presidente per questo saluto e per questo ricordo, come dire, richiamo alla contemporaneità di Dante, che devo dire è molto forte, molto presente. Vogliamo partire con il contributo video o volevi... Partiamo? Ok, si può far partire il video, grazie. Cosa dovrei dire? Qui giace il corpo di un politico.
di un ribelle. Di mio padre. A Firenze dicevano che eri una minaccia, un nemico pericoloso da mandare al rogo, che si era macchiato di orrendi crimini. Era iniziata la persecuzione contro gli Alighieri. Dopo di te i miei fratelli, uno dopo l'altro, dovettero prendere la via dell'esilio. Sapevi che le tue colpe sarebbero diventate le nostre colpe? Ci tolsero tutto. Ti hanno dato per morto molte volte, ma in cuor mio ho sempre sperato che fossi ancora in fuga. E pregavo di ricevere tue notizie. Di sapere in quale città o castello avevi trovato riparo dall'odio dei tuoi nemici. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota ch'igualmente è mossa, l'amor che move il sole e l'altre stelle. Allora, se Presidente lei si deve liberare, come... No, so che... Allora, partiamo, ti faccio io una domanda su come avete sviluppato questo progetto sul territorio, poi passare la parola alla consigliera Cavinato che ha collaborato in qualche modo su contatti. Prego. Allora, riguardo il territorio... Ci sono dei punti che per noi sono stati abbastanza originali, che ovviamente sono molto famosi nel passaggio dell'esilio di Dante. Sono sicuramente l'isola di Torcello e la Cappella degli Scrovegni, nella quale abbiamo avuto la fortuna di girare, di riprodurre una luce che per i turisti abituali che ci vanno non è così scontata, che è una luce naturale. Quindi la stessa luce che probabilmente Giotto e Dante vivevano all'interno della cappella, che è una luce naturale che arriva dai finestroni, illuminate, ne colgo l'occasione, da Stefano Paradiso molto bene, che è il direttore della fotografia, e poi la Certosa di Vigo d'Arzere, che per noi è stato un luogo, come dire, pazzesco e fondamentale, che magari in pochi conoscono, perché come avete visto il punto di vista di questo film è raccontato dalla figlia di Dante, la quale pone delle riflessioni, delle domande nei confronti di un padre che non ha conosciuto, e queste riflessioni vengono perfettamente, come dire, approfondite da parte degli esperti, degli intervistati. La location per noi fu fondamentale perché insieme a Sky volevamo completamente allontanarci da un impianto realistico, cioè per noi la vita monastica di Antonia non era un punto importante, ma per noi era importante creare tutto un impianto evocativo e onirico, e la Certosa è stata estremamente all'altezza per questa esecuzione proprio cinematografica di questo punto di vista. E poi attraverso degli altri impianti dissoggettive che troverete nel film siamo riusciti a girare anche sui Colli Euganei, riproducendo poi con dei VFX una Firenze dall'alto molto antica,
E quindi sì, di tutte le regioni che abbiamo affrontato a livello narrativo, quelle invece su cui abbiamo voluto fermarci di più è proprio il Veneto, e soprattutto Padova e Venezia. Chiedo una cosa alla consigliera Cavinato: come è entrata in questo progetto? Come sei stata contattata? Perché la Certosa di Vigo d'Arzere è vicino alla tua zona, anzi sì, ce l'hai fatta scoprire è nel tu. paese dove abito in effetti, però è anche una proprietà privata, quindi non è visibile più. È stata vista, mi dicevano, dal regista da fuori, giusto, poi sono stata contattata, io ho contattato a mia volta le proprietarie, le contesse Passi, le quali poi hanno aperto la Certosa a questo tipo di attività. E devo dire che è molto emozionante vederla in una chiave così, diciamo, in una chiave diversa rispetto a quello che di solito sono abituata a vedere. Ecco, molto emozionante anche vedere il fiume Brenta, le riprese dal fiume Brenta, veramente complimenti. Sì, io devo dire, sono stato alla Certosa quando ho fatto un po' di scouting. Non era propriamente uno scouting, nel senso voi avevate già girato e ci ha raccontato un po'. Quanto siete stati tanto lì alla Certosa, vero? Abbiamo girato 5 giorni in Certosa. Ah, solo 5 giorni, pensavo un po' di più. Però è bello perché vedere queste immagini, anche solo 3 minuti, avete restituito una vita a un luogo che è molto evocativo. Devo dire, vi faccio complimenti perché è un luogo molto evocativo, ma è totalmente vuoto, è totalmente spoglio. sì, molto spoglio, un po', come dire, passatemi il termine, morto, ma invece siete riusciti a cogliere quella vitalità che è un po' sotto traccia che sta in questo posto. Posso dire una cosa? Quando siamo stati alla fine 5 giorni lavorativi di set, è stato proprio un luogo magico, perché quando Sebastiano diceva come Sky Arte con Sebastiano e Indigo abbiamo lavorato molto sul discorso dell'evocazione e non del realismo storico, perché è tutto un impianto di emozione quello su cui gioca il film. E quando ci siamo ritrovati alla Certosa l'emozione veniva fuori proprio dal luogo. È come a un certo punto un luogo magico dove dovevamo girare qualcosa che doveva restituire proprio questa magia, e si è creato un'atmosfera che in effetti non era un luogo vuoto inizialmente, ma è stato molto pieno di emozione, di sentimento, di questa magia che cercavamo. E quindi avete avuto un assaggio, ma vedrete durante tutto il film che sembrano 10 luoghi diversi, allo stesso tempo è uno solo e ha una sua coerenza proprio emozionante, secondo me. Quindi è stata un'ottima scoperta per noi. Per noi è essenziale come Film Commission creare proprio questa connessione tra i luoghi. Quando siamo andati a conoscere assieme alla consigliera Cavinato le contesse, le proprietarie della Certosa, abbiamo avuto questa sensazione intanto che avessero, così come tanti altri luoghi, voglia di aprirsi al cinema, all'audiovisivo insomma in generale, e proprio per far sì che questi luoghi vivano. Tra l'altro moltissimi sono sconosciuti e possono davvero essere adattati a tante situazioni narrative e figurative diverse, e questa è una ricchezza, come dire, che non tutte le regioni hanno intanto, e su cui un soggetto come il nostro, come Film Commission, deve lavorare, perché ovviamente è importantissimo conoscere, mappare e avere idea di che cosa può servire a cosa. Allora io faccio una domanda al regista sulla struttura di questo film, giusto se puoi descrivere un po' come parlavi di interviste, qua ovviamente si è vista solo una parte di ricostruzione, diciamo, però se vuoi dire 2 parole sulla struttura del film. Allora, sono diversi, diciamo, anelli narrativi che lavorano su tempi diversi, partendo dal passato. Allora, questo film di fatto, il tema del film è non solo l'eredità linguistica, ma anche parla dell'eredità emotiva. Cioè, di fatto tutti gli intervistati, gli esperti, poi abbiamo scoperto che il rapporto che hanno con la Divina Commedia è un rapporto totalmente familiare. E il punto di vista del film, il punto di vista narrativo della parte di finzione è la figlia di Dante Alighieri, la quale, quello che sicuramente sappiamo, è che ha raggiunto il padre al punto di morte e poi ha intrapreso questa vita monastica. Ecco, la ricerca per questa ragazza di chi fosse il padre, diciamo priva della consapevolezza dell'eredità importante linguistica che lasciasse, ma semplicemente chi fosse quest'uomo, è un ottimo gancio per poi approfondire e inseguire Dante nei confronti dell'eredità che ha lasciato
a livello linguistico. Quindi c'è un impianto narrativo fatto di anelli diversi che secondo me siamo riusciti a farli dialogare tra di loro in maniera totalmente fluida, e quindi è un continuo cambiamento di tempo e anche a volte di linguaggio, che però non senti mai la pesantezza e la differenza di questo anello che si sposta in un altro. E per noi è stato anche importante poi affrontare Dante, come dire, è un film che lo insegue in continuazione, e per noi non aver messo totalmente il protagonista in scena, quindi il protagonista che si racconta dal nostro punto di vista, lo rende ancora più affascinante. E ci tengo anche a ringraziare Andrea, che è il montatore, che è qua in sala, e di fatto anche il montaggio è un montaggio molto fluido, è un montaggio, diciamo, che asseconda benissimo e perfettamente tutto il linguaggio e tutto il bisogno di raccontare questo impianto emotivo e di affetto di questi personaggi che a Dante li hanno veramente voluto bene, sia nella finzione che si parla della figlia e ancora di più nella parte documentaria, dove ci sono questi esperti che Dante l'hanno studiato per una vita. Durata finale del film? Sono 76 minuti. Ok. Allora faccio una domanda più di carattere produttivo, come è venuto, non abbiamo un rappresentante di Indigo qui, però volevo chiederti un po' come arriva sul tuo tavolo questo progetto, come si è sviluppato. Beh, arriva perché sono i 700 anni, quindi la celebrazione, Sky Art è ovviamente in prima linea sulla celebrazione dell'arte in Italia e non solo. A quel punto si è iniziato a pensare a come fare, perché non volevamo fare una cosa troppo didattica, ma comunque volevamo una cosa emozionante che come canale porti il pubblico sulla leva emotiva, emozionarsi e avvicinarsi a Dante, perché è vero l'eredità linguistica, ma abbiamo giocato tantissimo proprio nella scelta poi del punto di vista sulla connessione emotiva, perché in fondo stiamo raccontando una storia anche di un padre e di una figlia e di una mancanza, quindi una cosa in cui tutti possono ritrovarsi nel rapporto con il padre o comunque con un genitore o con una figura assente di quel calibro. Quindi questa è la leva che aggancia molto nel racconto, quindi questi 76 minuti passano molto velocemente, in modo molto emozionante. Alla fine proprio hai l'impressione di quasi conoscere l'uomo Dante e la donna Antonia, la figlia. Come nasce? Abbiamo cercato un partner produttivo e creativo come Indigo, e l'abbiamo trovato, e da lì abbiamo cominciato a interagire su quale potesse essere questo punto di vista particolare che scaldasse il racconto e che lo rendesse appunto emotivo. Con gli autori e con Sebastiano abbiamo lavorato sul punto di vista di raccontare la storia dalla parte della figlia che interagisce. Qui avete sentito che infatti la figlia parla con delle cose inventate, delle supposizioni che abbiamo fatto su come avrebbe potuto parlare al padre, e quindi abbiamo usato questo punto di vista particolare. È un lavoro di continuo confronto, come canale siamo molto presenti con le produzioni, Sebastiano lo può testimoniare in tutte le fasi, dalla stesura della prima idea a poi capire quali potessero essere gli intervistati, perché abbiamo bisogno della spinta emotiva, ma anche ovviamente della credibilità forte degli studiosi di Dante, perché dobbiamo sempre bilanciare queste parti, quindi quella più di fiction e quella più documentaristica, e quindi è stato un percorso fatto insieme di cui siamo molto contenti. Quando verrà diffuso? È una bella domanda, sì. In questo periodo non è facilissimo rispondere. Allora stiamo lavorando per individuare una data per fare un'uscita cinema e poi televisiva. Ci sarà una release a cinema, teatrica? L'idea è quella. Ok. Al momento, come sai, non è facilissimo individuare la data giusta, ci stiamo lavorando, al momento non l'abbiamo ancora. Prospettive di distribuzione internazionale ci sono anche? Anche su quelle lavoriamo, perché Sky lavora molto su... Aspetti che ho in sala il mio collega di produzione, non abbiamo ancora il distributore, quindi definito. Sono tutte cose che stanno avvenendo
A breve, sì. E invece sulla scrittura, tu hai partecipato alla scrittura assieme a chi? Insieme a Matteo Bozzi e Davide Savelli. Okay, perché si parlava prima di consulenza scientifica, assolutamente, diciamo. affiancati da un più importante, non a parere mio, ma in maniera indiscutibile, il più importante dentista italiano che si chiama Alberto Casadei. Un'altra cosa sulla produzione, io mi ricordo che quando sono andato a Vigo d'Arzere, quando siamo andati a Vigo d'Arzere, ci raccontavano che avete girato, credo, proprio in piena zona rossa, vero? Era un momento ancora critico. Allora, non era veramente zona rossa, non eravamo in lockdown, però la possibilità di focolai in giro per l'Italia era ancora una presenza, insomma, che ci faceva molta paura, ovviamente. Quindi eravamo continuamente soggetti a tamponi. Per fortuna all'interno della troupe non è mai successo, però in un'altra regione, spostandoci al Santuario della Verna, stavamo praticamente arrivando e a un'ora dal set, così noi un po' per una semplice premura o quasi per cortesia chiamiamo il convento e ci dicono che su 34 frati 32 erano positivi. Quindi freno a mano in autostrada. Credo che ce lo ricorderemo sempre quel momento tutti. Freno a mano in autostrada e via, proprio fuga dal Santuario di Verna, che non sarebbe anche. E quindi ci siamo spostati e questa intervista a Francesco Santi, che è uno storico delle religioni, che fu una sorpresa perché è un personaggio molto bello del film, e l'abbiamo ambientato in un'altra location. Qualche altra voce di testimoni? Puoi fare qualche nome? Con piacere. Sebastiana Nobili, che è una medievista, Alma Poloni, Alberto Casadei, Francesco Santi, e poi mi fermo qua. Spoileri. E poi anche sì, e poi ci sono altri due personaggi che non so se posso Non dire. si può dire che sono un po' più conosciuti al grande pubblico? Esatto. Ho capito. No, erano quelli che volevamo No, di questo è un piacere comunque citarli. Okay. Senti, invece com'è stata la parte veneziana, più complessa rispetto, immagino un po' più complessa sia? Mi ricordo che eravamo in contatto per gli spostamenti anche, sì, allora, da Torcello tanto ci tengo a ringraziare moltissimo Elisa e anche Walter Milan, che non sono qua presenti, e anche Floriano Buono, che ovviamente ci hanno dato un'ottima mano sul territorio. Venezia, vabbè, io sono anche padovano, quindi la conosco magari un po' di più dei romani, diciamo, e sapevamo che insomma aveva un impianto produttivo e organizzativo diverso da quello, insomma, classico della terra, e ci siamo affidati appunto a degli organizzatori locali. Di fatto abbiamo girato un giorno, ci siamo mossi molto bene anche con l'attrezzatura da Piazzale Roma, abbiamo girato all'isola di Torcello, che in quel momento era completamente vuota, e quindi assai affascinante, a parte che è praticamente sempre vuota perché ci vivono in più o meno 4 famiglie. E quindi è andata molto bene sia su Venezia che su Padova, anche la Cappella dei Scrovegni. Scrovegni aveva già riaperto, vero? Allora, Scrovegni era il primo giorno che riapriva. Difatti abbiamo iniziato a girare molto prima, più o meno mi sembra alle 7 di mattina. Ci sono state concesse 3 ore che sono state più che sufficienti, e c'è una parte narrativa che è stata appunto illuminata da Stefano, e invece un'altra che è tutta luce naturale, come dicevo prima. E che quello, sai, non è scontato. Non è scontato, perché qualsiasi turista che può entrare nella Cappella di Scrovegni, guardarla con la luce naturale di come l'ha creata Giotto, di come la può aver vista Dante, non è scontato. E quindi per noi è stata, insomma, una fortuna e un privilegio. Certo. No, tra l'altro in tutto ciò accade nell'anno in cui Padova è stata l'Urbs Picta, certo. È diventato patrimonio UNESCO, quindi sì, quest'anno tra questo, i 700 anni di Dante, 1600 anni di Venezia, abbiamo una serie di celebrazioni, assolutamente. Allora, io faccio ancora una domanda alla consigliera Cavinato, che si è spesa, tra l'altro a più riprese, sul fronte delle location in territori conosciuti, insomma, da te conosciuti. Sono contento, a me piace, insomma, sono molto soddisfatto e contento di questo rapporto che si è creato anche con la Commissione Cultura, quindi insomma, ci tengo a ringraziarti, ma volevo sapere un po' come vedi le prospettive, visto che insomma, sei in prima linea su questo fronte di valorizzazione del territorio attraverso l'audiovisivo e attraverso i contatti con le produzioni. Beh, sicuramente vedo un futuro positivo sotto questo aspetto. La cosa bella è che vengono evidenziati dei luoghi che prima erano oscuri ai più, perché comunque Venezia si conosce, Verona si conosce, però alla fine ci sono delle chicche veramente che abbiamo nel Veneto, ma che non sono valorizzate. Questo spero che sia, anzi sono sicura che sarà un primo passo per portare
a far conoscere tante piccole realtà, ma che danno veramente un valore aggiunto importante alle produzioni che arrivano da fuori. E questo deve essere uno degli obiettivi che anche la Regione Veneto porterà avanti. Ecco. Assolutamente, prima abbiamo presentato il bando di sostegno alla produzione che aprirà l'11 ottobre, quindi insomma eravate anche voi in coda alla presentazione, quindi sapete di cosa si sta parlando, però certo è una misura di sostegno proprio finalizzata in gran parte alla promozione territoriale, quindi assolutamente sì. Allora, intanto magari ci sono delle domande dal pubblico. Qualcuno vuole fare una domanda? Nessuna domanda? No, io allora farei una domanda sia al regista sia alla produzione su progetti futuri, insieme o non insieme, progetti futuri sul Veneto o anche non sul Veneto. Io sono in una fase di scrittura di una serie che è ambientata in Veneto. Com'è che non ne so niente? Sono ancora in fase di scrittura. Beh, sono contento di saperlo. La produrrai con una società di qui o? Anche ci sarà una piccola coproduzione. Avremo sicuramente modo di parlarne meglio. Tra l'altro anche il bando di sviluppo è uno dei temi che è stato affrontato che sono stati affrontati nell'incontro precedente. Quindi il tuo prossimo lavoro lo vedi come questa serie di cui stai parlando? Sì, è una serie che ci vorrà molto tempo, spero che insomma, come dire, in un futuro molto più vicino anche a livello di commissioni. Questa è proprio una storia che parte da me, okay. con dei collaboratori, con 2 registi e 2 autori. E poi aspetto a breve una proposta, Maria Romana, su questa linea... Con questo sguardo gli devo dire per forza... Sì. No, dicevo, su questa linea di... voi come politica editoriale, questo film su Dante rientra, diciamo, in una linea, sì, una collana, tra virgolette? O... Diciamo che Sky Arte... non ci sarà una collana probabilmente su Dante, però rientra produce come linguaggio, produce film di questo genere da qualche anno, ha sempre cercato di mescolare il linguaggio del documentario con quello filmico, infatti lo chiamiamo un film documentario perché non è il classico documentario e non è un film di fiction, è una cosa, un misto dei due linguaggi. Sono film con l'anima cinematografica, poi lo vedrete anche quando Sebastiano parlava del montaggio, della fotografia, si ritrova perfettamente quest'anima cinematografica e abbiamo progetti in questo senso. La collaborazione sia con Indigo che con il territorio del Veneto ci ha soddisfatti, quindi siamo propensi a futuri progetti. Il Veneto e Venezia poi sono culla di tantissima arte, grandi pittori, storie anche di donne, perché molto prima di altre a Venezia le donne avevano un certo potere, certe cose che poi sono arrivate dopo nelle altre parti d'Italia, quindi storie sul Veneto ce ne sono tantissime, quindi noi siamo sempre alla ricerca e pronti a tornare. Qua. Noi siamo qui, ben contenti di accogliervi. Poi una cosa che ci tenevo a dire sul Veneto che ci stupisce sempre è che uno pensa a Venezia, arte e cultura, ma poi c'è tutta la parte di natura che anche è altrettanto magnifica. E di Venezia intendi? Del Veneto. Del Veneto, quindi certo. È veramente una regione dove si vedrà anche in questo film, non c'è solo appunto la Cappella degli Scrovegni, il dipinto, l'affresco, c'è tanta anche natura, quindi per noi è importante anche produttivamente avere un posto, in un posto solo condensare tutta questa varietà. Sì, che tra l'altro è veramente un po' la ragione di questo slogan che hai dietro le tue spalle di Ideal Set, cioè l'idea è proprio che il Veneto può disporre di la natura, le montagne, le colline, la città. Esatto. Tutto a portata di un'ora e mezza, 2 ore, sì. Quindi... Infatti questa è una grande cosa. Bene, allora se non ci sono domande farei concludere alla consigliera Cavinato se hai qualcosa da aggiungere o... Volevo fare una domanda, se potete darci dei suggerimenti per che cosa potrebbe dare la Regione Veneto alle attività come la vostra, nel senso alle produzioni.
Domanda difficile. Domanda difficile. Non so, probabilmente un ottimo, come dire, un ottimo dialogo con tutti quegli impianti artistici e non solo, dove magari a volte attraverso un aspetto burocratico si rischia di dover rinunciare su dei tempi che noi spesso, anche girando, siamo costretti comunque ad abbattere i tempi ed essere molto rapidi in questi tipi di comunicazioni, e quindi creare un canale diretto tra i luoghi che possono interessare a un impianto artistico e narrativo e riuscire fin da subito a sciogliere questi nodi un po' burocratici. Certo, ecco. forse la comunicazione questa potrebbe essere anche per chi gestisce il bene culturale piuttosto che naturalistico, dire le produzioni che arrivano dovete... Sì, sicuramente come dice lui, e anche secondo me per spesso le produzioni sono romane o milanesi, anche un aiuto a conoscere quelle realtà che altrimenti non sono conoscibili. Insomma, la Certosa è stata una scoperta e sarebbe bello avere, immagino che ci siano altri piccoli gioielli che onestamente è difficile sapere trovare magari così come li cerco, quindi secondo me anche un supporto su quello proprio di location scouting, avere già delle indicazioni per le produzioni. Ovviamente la parte burocratica è sicuramente quella che aiuta di più a sveltire quei... sì. Io aggiungo una cosa su cui lavoreremo, insomma è molto di là da venire, però avere delle facilities, diciamo, dei luoghi di appoggio per le produzioni e anche luoghi dove girare, dei teatri di posa, senza avere l'ambizione di fare Cinecittà 2, però questo sarebbe, ce lo chiedono in tantissimi, perché poi tu devi girare magari delle cose in interno, devi tornare, devi spostarti, se tu riesci a fare gli esterni qua, poi una settimana di interni magari, quello ti risolve le cose, però insomma... Questo ragionamento che è strutturale, come dicevo, è molto di là da venire, ecco. Però chi lo sa, magari nei prossimi tempi con la nuova programmazione. Insomma. Niente, io non vedo l'ora di vedere il film, veramente. E complimenti per l'organizzazione, perché sono stata anche un giorno sul set a vedere come avete lavorato, e devo dire anche con appunto la questione Covid. Siete stati veramente perfetti, complimenti per tutto. Quando vorrete organizzare una proiezione in Veneto, anche lì contate su di noi, molto volentieri un'anteprima sul territorio. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille.